Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Spazio 103 e agli internauti che ci guardano sul sito www.lavitacattolica.it. Nel ciclo dei nostri incontri con i candidati alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, quest'oggi incontriamo Renzo Tondo, il presidente uscente, che si ripresenta per la terza volta in realtà, anche se non sono 3 legislature intere, perché fu già presidente, no, dal 2001. Per la seconda volta da presidente. La prima volta, come ricordate, non c'era Sì. l'elezione diretta e subentrai a Roberto Antonioni a metà legislatura. Da assessore alla sanità Roberto Antonioni decise di candidarsi a Roma, venne eletto, diventò sottosegretario, io conclusi gli ultimi 2 anni di quella legislatura per poi non essere più ricandidato, vicenda Guerra-Illy, tanto per capirci. Insomma. Ecco, lei ha iniziato l'impegno in politica giovanissimo, a 19 anni se non sbaglio, e appunto ha avuto una lunga militanza politica con importanti incarichi, è stato anche assessore regionale. Volevo aprire appunto presentando un po' l'assetto con cui lei si presenta, le liste che lo sostengono. Diciamo c'è una riconferma di quello delle precedenti elezioni con una novità in particolare, quindi sempre appoggiato da PDL, Lega, UDC, pensionati e la destra, e poi c'è una nuova lista, Autonomia Responsabile, che si richiama appunto ai valori dell'autonomismo, ma in maniera un po' particolare. Noi conosciamo storicamente l'autonomismo friulano e quello giuliano, e lei ha messo sul suo stemma Autonomia FVG. Che radici, a quale tipo di autonomismo fa riferimento? Ma si tratta innanzitutto di allargare ovviamente il consenso. Un candidato cerca di portare a casa più voti possibili e soprattutto di avere più disponibilità di persone, donne e uomini, che sostengono il tuo progetto. Quindi partiamo da cosa vogliamo fare. Vogliamo costruire una regione ancora più leggera di quella attuale, meno burocratizzata e che possa incidere con maggior forza sulle scelte di cui hanno bisogno i cittadini. Penso per prima alla fiscalità del vantaggio, ma ad altre di cui magari parleremo nel corso dell'incontro. Perché una lista in più? Innanzitutto per termini molto semplici, una lista in più, sono più persone che credono in me, che sono al mio fianco e che desiderano condividere questo percorso. Autonomia regionale, nel senso che ragioniamo su una regione che abbia nella propria storia la volontà di costruire il proprio futuro, la propria responsabilità, le proprie opportunità per i giovani, e quindi soprattutto un'autonomia che si basi su una connotazione forte di carattere finanziario per poter far crescere e lavorare meglio le nostre persone qui. Ovviamente non può essere un'autonomia basata solo su un pezzo di regione, non solo la lingua friulana piuttosto che la minoranza slovena, piuttosto che i bisiacchi, piuttosto che la destra o la sinistra di Isonzo, ma semplicemente un'autonomia che invece raccolga tutto questo e dia un'idea di una regione, tant'è che uno dei miei slogan è un popolo, una regione. Ecco, non possiamo che iniziare naturalmente dal tema dell'economia del lavoro, che oggi preoccupa maggiormente i cittadini della nostra regione. Lei faceva riferimento per esempio alla fiscalità di vantaggio, che fu già un cavallo di battaglia della sua precedente campagna elettorale. Purtroppo in questa legislatura anche nazionale, perché ovviamente è un tema che dipende anche molto dal Parlamento, dal Governo, questo disegno non ha fatto molti passi avanti, anzi forse molti ricordano il famoso accordo col Governo, l'accordo con Tremonti, che ha comportato un sacrificio per la regione Friuli Venezia Giulia, poi non corroborato da quelle competenze e maggiori funzioni che si aspettavano dalla riforma federalista. Ma la cosa non è proprio in questi termini, nel senso che certamente la Regione ha scelto, con l'accordo che feci col Governo, col Ministro Tremonti, di compartecipare alla solidarietà nazionale, però ricordo che l'accordo Tondo-Tremonti, che costerà in futuro 370 milioni di euro, ne ha portate a casa 535, nel senso che abbiamo ottenuto il riconoscimento di tutta una serie di compartecipazioni e di arretrati che al precedente Presidente Illy, che aveva aperto il discorso ma non è riuscito a concretizzarlo, o almeno non in termini complessivi, noi invece abbiamo chiuso. Quindi comunque un'operazione a saldo positivo per la Regione, questo vorrei che sia chiaro. La fiscalità di vantaggio è passata come concetto ma non è ancora passata come trattativa, cioè il governo nazionale dice va bene, la inserisce nel decreto sul federalismo fiscale, però dobbiamo spiegare bene di cosa si tratta quando parliamo di fiscalità di vantaggio.
La esemplifico in termini molto, molto semplice. Fatto 100 ciò che io come Regione devo dare allo Stato, in termini di solidarietà, le risorse che posso trattenere sul mio fiscali, che posso trattenere sul mio territorio, consentimi, caro Stato, di modulare le scelte. Tanto per parlarci chiaro, se io ho una zona frontaliera con la Slovenia piuttosto che con l'Austria che è in difficoltà per l'insediamento delle imprese, io posso all'interno di quella zona abbassare l'IVA, abbassare le compartecipazioni, abbassare la fiscalità. Se io ritengo che in questo momento invece sia prioritaria la bassa friulana perché con la Caffaro, faccio un esempio, si è deindustrializzata o il distretto del mobile o la Carnia, ecco, posso fare scelte diversificate. Questo però vuol dire, e si collega al mio slogan, avere più responsabilità, perché nel momento in cui io all'interno della mia comunità regionale posso fare scelte differenziate, è chiaro che devo fare appunto delle scelte, quindi favorire qualcuno e non favorire altri. Ma questo vuol dire essere responsabili e assumere sulle proprie spalle le proprie decisioni. Io credo che questo possa essere un buon meccanismo per sviluppare un volano di economia, attraendo anche imprese dall'esterno qui e capitali dall'esterno qui. Quindi questa è un po' la leva per fare ripartire anche la nostra regione, renderla più attrattiva anche per gli investimenti. Una delle leve principali che va collegata e assistita da un'altra leva straordinaria che è quella di creare le condizioni perché questa regione non sia marginale come è stata finora, sia perché è cambiato il mondo, non siamo più ai confini col muro di Berlino e con la cortina di ferro e con i paesi che non avevano una commercializzazione forte con noi, ma invece siamo ai confini con un mondo che sta cambiando e che si sta comunque arricchendo, per quanto non certamente in proporzione a quanto noi abbiamo fatto nel nostro dopoguerra. Però quelli sono i modi a cui le nostre imprese devono guardare, per cui togliere dalla marginalizzazione il Friuli Venezia Giulia della marginalità significa, secondo punto, dopo la fiscalità di vantaggio, grandi investimenti sulle infrastrutture. Ecco, i giovani soffrono particolarmente in questo momento di crisi, sono esclusi dal mercato del lavoro. La Regione ha importanti competenze, ad esempio nella formazione professionale, ma anche nella promozione dell'imprenditorialità giovanile. In questo campo cosa pensate di mettere in campo di nuovo? Noi abbiamo una serie di misure importanti sia nella formazione professionale che nell'apprendistato professionalizzante, che nella formazione post-scolastica. Abbiamo contribuito a sostenere anche le università con borse di studio importanti, eccetera. Ci sarà pure una ragione per cui comunque nel Friuli Venezia Giulia la disoccupazione giovanile è più bassa che altrove. Non solo, ma le nostre università piazzano i propri studenti in termini più veloci, sia a Udine che a Trieste, delle altre università. Certo, tutto questo vede in un mondo nazionale ed internazionale di grande difficoltà. Io penso che una delle cose che dovremmo assolutamente fare, ed diventerà uno dei temi su cui concentrerò anche la comunicazione in campagna elettorale, sarà quella di creare le condizioni per cui si crea una sorta di solidarietà tra le generazioni. In poche parole, se in un'azienda, in una fabbrica, in una banca, in un istituto, un genitore o anche una persona che sta avvicinandosi alla pensione e che con la legge Fornero sugli esodati non può farlo più, ecco, io credo che la Regione potrebbe intervenire in un accordo per cui chi va in pensione si accontenta di diventare lo stipendio e lavora part-time. La Regione interviene a pagare i contributi di modo che la persona non ci rimetta fra 2 o 3 anni quando dà in pensione, il restante del part-time lo fa un giovane di nuovo ingresso che si accontenta di lavorare in mezza giornata e guadagnare uno stipendio che non è certamente pieno, ma che comunque può essere già un primo passaggio. Quindi una solidarietà in cui l'esodato, perché non dimentichiamoci che il combinato disposto drammatico della legge Fornero con la legge sui pensionamenti ha creato una serie di persone che oggi sono lì a dover prolungare la propria attività lavorativa. Consentiamo a questo di andare in pensione come pensava prima di quanto è stato disposto dalla legge, vada in pensione lavorando a part-time, noi paghiamo la differenza dei contributi e il giovane fa il part-time che il pensionando non può più fare, quindi una sorta di solidarietà tra generazioni. Nella crisi assume particolare rilievo il settore del welfare, della lotta alle povertà vecchie e nuove, e da alcune forze politiche viene la proposta di un reddito di cittadinanza, una misura che diciamo è a forte rischio anche di assistenzialismo. Voi in questi 5 anni avete seguito
nel welfare una linea nuova e che dà anche una responsabilità, per esempio, ai corpi sociali intermedi, ad esempio penso al caso della famiglia in cui si sono dati fondi proprio per l'auto-organizzazione delle famiglie stesse nella risposta ai loro bisogni. Ecco, sono due linee appunto completamente alternative. Ecco, andrete avanti su questa strada? Ma penso proprio di sì, perché da un lato il reddito di cittadinanza, che leggo anche le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, avrebbe bisogno quantomeno, ancorché condiviso, e io non lo condivido, ma se dovessimo condividere bisognerebbe che qualcuno mi dicesse dove tira fuori queste risorse, perché il reddito di cittadinanza, proprio perché se non vogliamo prendere in giro la nostra gente, ha bisogno di risorse importantissime, in questa regione probabilmente centinaia di milioni di euro. Dove li prendiamo? Ecco. Non solo, ma poi creano secondo me una distorsione sia del mercato del lavoro che della realtà. Il popolo friulano in particolare è un popolo abituato a produrre reddito come il lavoro, non con la cittadinanza, la vede una contraddizione nei termini e proprio rispetto a questa contraddizione culturale il centrodestra e la mia legislatura, in particolare l'assessore Molinaro, hanno lavorato molto in questi anni per rafforzare l'utilizzo e il ruolo positivo della carta famiglia, che interviene appunto nelle famiglie numerose e anche in difficoltà a sostegno del mantenimento di un livello dignitoso di vita. Questa cosa dovrà essere ulteriormente rafforzata, visto il chiaro di luna di difficoltà che la regione nel paese sta attraversando, ma io credo che questa differenza culturale tra noi e altre forze politiche rimanga. Io non penso al reddito di cittadinanza, ma penso all'intervento a sostegno delle famiglie e alla realizzazione di posti di lavoro, magari anche pubblici, della manutenzione delle strade, delle fognature, dei parchi, delle bellezze naturali, ma non un reddito di cittadinanza svincolato da una produttività, che è il contrario di quanto il nostro popolo ha sempre fatto e mantenuto come impegno nella sua storia dentro e fuori i confini della regione. Alle volte lo sviluppo economico entra in conflitto con la tutela dell'ambiente e nelle azioni della sua giunta sono sorte sul territorio delle proteste, ad esempio per quanto riguarda gli elettrodotti o qualche importante infrastruttura, e le si è un po' criticata per quanto riguarda gli elettrodotti una certa diciamo, incapacità di fronteggiare le mire di profitto magari di alcune aziende che non hanno accettato di discutere di migliorie che venivano richieste. E per quanto riguarda invece le grandi infrastrutture, la gente ha l'impressione che ci siano dei progetti sovradimensionati rispetto alle esigenze e al cambiamento che c'è stato dopo la crisi. Ecco, che cosa risponde? No, allora sugli elettrodotti questa cosa non corrisponde assolutamente al vero, perché le riunioni che sono state fatte, che mi hanno visto partecipo in prima persona, andando anche in Carinzia a parlare per esempio con i rappresentanti della società di gestione e di realizzazione delle reti di elettrodotto carinziane, io ho sempre sostenuto le tesi di riuscire a realizzare almeno parzialmente l'interramento. Questo non è stato possibile. Oggi non c'è nessuna possibilità che questo venga raggiunto. Noi abbiamo insistito, tant'è vero che anche al Ministero l'altro giorno, 3 giorni fa, ho mandato una chiara richiesta di interramento delle reti dell'elettrodotto e noi siamo fermi su questa posizione. Ricordo però che ho il mio dovere anche pensare al posto di lavoro, alla disoccupazione, alla creazione di comunità che producano ricchezza sul nostro territorio. E l'energia è fondamentale, non possiamo permetterci di invocare energia a basso costo e non pagare qualche prezzo da questo punto di vista. Io vado spesso in Carinzia anche perché se in mezzo mi capita spesso di andare di là. Posso assicurare ai miei cittadini che gli elettrodotti aerei che ci sono in Carinzia sono assolutamente coerenti col territorio, tant'è che la Carinzia è una delle più belle regioni d'Europa dal punto di vista dell'ospitalità e naturalistica. Mi piacerebbe molto che su questo ci fosse minor strumentalizzazione, forse più conoscenza. Quando vedo girare fotografie che raffigurano un campanile magari o una comunità, un bosco e poi un grosso filo che attraversa, che dovrebbe essere elettrodotto, poi quando vai a fare le misure vedi che è 100 volte più grosso di quanto dovrebbe essere in proporzione, significa che fai anche, non dico il terrorismo politico, ma della cattiva informazione, perché disegni con un pennarello una cosa che dovrebbe essere disegnata invece con
un sottilissimo righello. Ecco, quindi vorrei che ci fosse maggiore informazione su questo, perché noi abbiamo bisogno di non abbassare il livello dell'industrializzazione del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia oggi ha tanti disoccupati, meno che il resto del territorio nazionale, però se perdiamo ancora fabbriche noi perdiamo ricchezza e perdiamo posti di lavoro. E le faccio due esempi, la Palmanova-Manzano, la strada Palmanova-Manzano e per esempio il corridoio ferroviario 5, no? Alcuni dicono che queste infrastrutture oggi sono sovradimensionate, ecco. Lei invece pensa che siano così fondamentali per lo sviluppo? Io penso che in questa regione si sia recuperato nei 5 anni della mia legislatura un gap in negativo, era negativo, l'abbiamo portato in positivo, di infrastrutture che erano necessarie. Certo, quando si programmò 15 anni fa la Palmanova Manzano, probabilmente non si immaginava che il distretto del mobile sarebbe entrato in crisi come il distretto della sedia sarebbe entrato in crisi come è entrato, ma da questo a dire che poi le strade devono essere lasciate così come stanno, credo che sia un passo indietro. Io ricordo che oggi l'aeroporto dei Ronchi dei Legionari è uno dei migliori aeroporti d'Italia come qualità del servizio e abbiamo aperto il volo su Linate che non c'era da 12 anni. Se pensiamo che le assicurazioni generali di Trieste, che sono il maggior contributore fiscale privato di questa nostra regione, rischiava di andare via se non mettevamo a disposizione questo volo, insomma la diciamo tutta. La stessa cosa vale per la terza corsia, sul quale oltre al termine di sicurezza, oltre al discorso del lavoro che vede cantieri con centinaia di persone, toglierà sempre di più la marginalità al Friuli Venezia Giulia e ripeto non dimentichiamoci della sicurezza. Se pensiamo a tante strade, a tante rotonde fatte sul territorio, forse potrebbe essere anche che la Palmanova Manzano sia stata un po' più larga del previsto o di quanto accadeva 10 anni dopo, però francamente penso di poter dire che i lavori fatti sono stati importanti e saranno testimonial di uno sviluppo della regione sui traffici e quindi sulla possibilità delle imprese di esportare, perché non dimentichiamoci un'altra cosa. La ricchezza di questa regione deriverà sempre di più dalla capacità di esportare i propri prodotti, non di delocalizzare, ma di esportare i propri prodotti. Ecco, un tema che sicuramente le è caro come Carnico è quello dell'impoverimento della montagna, sia dal punto di vista della ricchezza ma anche della popolazione stessa. La riforma degli enti montani è stata più difficoltosa del previsto, mi pare di poter dire, e questo naturalmente ha un po' frenato anche nuove progettualità. Come si può dare una svolta a questa situazione? L'altro giorno in Consiglio regionale, anzi pochi giorni fa, proprio perché era l'ultima, abbiamo anche corretto la vicenda delle unioni montane, però ricordo che le cose stanno funzionando, non c'è niente di più o di meno rispetto a prima quando c'erano le comunità montane, anzi io credo che ci sia maggiore flessibilità e soprattutto maggiore condivisione dei sindaci, che non sono più scelti in base a una caratteristica di carattere politico, non rappresentano più una maggioranza, ma rappresentano tutto il territorio. Tant'è vero che sono stati scelti sindaci che hanno già avuto l'esperienza, come nelle Valli del Natisone, o sono i sindaci di comuni più grossi, come Gemona o Tolmezzo. Non credo che il problema dello sviluppo della montagna dal punto di vista economico dipenda dal fatto di avere le comunità montane piuttosto che l'unione dei comuni, dipende dalla capacità di insediamento di aziende. Certamente non ho nessun dubbio a dire che l'Unione dei Comuni, nei momenti in cui stanno progredendo in maniera veloce sull'accorpamento dei servizi dei comuni, daranno un servizio maggiore. Oggi non è più pensabile che i comuni, i più piccoli, parto da Drenchia piuttosto che a Digosullo, possano mantenere un livello di servizi rimanendo da soli. Che sia chiaro, non ho mai pensato né penso alla fusione dei comuni, per me i municipi devono rimanere con il loro sindaco, con il loro municipio, con il loro ufficio anagrafe, con il loro ricevimento del pubblico, eccetera. Però i servizi devono essere messi sempre più in rete, perché solamente dando in rete e dandoli assieme diamo servizi di qualità. Il Friuli Venezia Giulia continua ad avere i tassi di natalità tra i più bassi d'Europa e anche del mondo, e anche le politiche che sono state messe in campo non hanno ancora prodotto dei risultati apprezzabili su questo fenomeno. Da un certo punto di vista è normale perché sono cambiamenti che avvengono sul lungo periodo. C'è forse però qualche cosa che pensate di fare di più e di meglio per sostenere le famiglie e le giovani coppie? Io credo che da un lato bisogna garantire servizi, noi abbiamo una buona rete di asili nido in questa regione, sia pubblici che privati, e la regione è sempre intervenuta
anche in maniera deideologizzata, finanziando la scuola paritaria, finanziando gli asili anche privati. Non più tardi della settimana scorsa sono andato a Villa Santina a inaugurare l'asilo in cui tra l'altro avevo esordito all'età di 5 anni dalle suore, eccetera. Quindi abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento molto laico e libero, proprio per questo non abbiamo avuto difficoltà a intervenire laddove bisognava intervenire, non ponersi il problema della distinzione tra pubblico e privato, e sostenendo queste iniziative. Certamente la rete di servizi è importante. Una mamma, se sa di poter contare su un buon asilo nido, soprattutto se l'asilo nido non è lontano da casa, in una società in cui il nonno continua a lavorare perché la Fornero lo mantiene sul posto di lavoro e non può più occuparsi del nipote, è chiaro che diventa importante. Però per poter arrivare e ottenere il risultato, la cosa più importante rimane sempre quella, cioè il lavoro. Nel momento in cui la famiglia può contare su un reddito, sulla garanzia del futuro, fa anche figli. Oggi la preoccupazione maggiore, secondo me, deriva proprio dal declino di ricchezza di questa comunità, perché oggi per una giovane coppia in cui magari lui è precario e lei non è disoccupata, insomma, mettersi a far figli può diventare un rischio o comunque una scelta difficile da realizzare. Dobbiamo aumentare il livello di occupazione e aumentare la rete di servizi. Sui servizi però credo che certamente tutto è migliorabile e il Friuli Venezia Giulia può fare ancora di più, ma mi pare che, e non certo solo per merito mio, ma per merito di amministrazioni di destra e di sinistra che si sono succedute, questa è una regione che dà servizi importanti nell'infanzia e nell'accoglimento dei bambini. Ecco, che tipo di famiglia secondo lei dovrebbe sostenere il welfare regionale? Cioè tutte indistintamente, quelle fondate sul matrimonio o anche le unioni di fatto, e solo tra uomo e donna, oppure anche le unioni omosessuali? Ci deve essere una tutela, diciamo, differenziata per la famiglia più stabile, quella proprio fondata sul matrimonio tra uomo e donna? Ma io ricordo che, pur essendo di origine laica, 10 anni fa, quando ero Presidente la prima volta, facemmo in Consiglio regionale una legge che tutelava, che dava maggiori incentivi ai figli delle coppie sposate, proprio per incentivare, come nella domanda precedente, e ci fu una polemica che non finì più, perché sembrava che volessimo differenziare tra i figli delle coppie sposate e i figli al di fuori del matrimonio. No, non si trattava di fare questo, si trattava semplicemente di intervenire e favorire i figli all'interno del matrimonio, che mi pare sia la cosa più normale. Io non ho nessuna difficoltà a dire che ognuno ha il diritto di vivere la propria affettività, i propri sentimenti, i propri rapporti all'interno della propria sfera privata. Io però so per certo, per scelta anche di coerenza, che all'interno della famiglia ci sono delle certezze, ci sono dei futuro, c'è un percorso di chiarezza anche rispetto ai figli, e quindi credo che devono essere tutelate la famiglia per quella che è, cioè il matrimonio tra uomo e una donna. Se poi due uomini e una donna desiderano avere un rapporto affettivo, sono liberi di farlo, ma questo non è un matrimonio, lo chiamano come vogliono, ma è un'altra cosa. Ecco, uno dei grandi problemi della prossima legislatura sarà quello della sanità. Abbiamo un sistema sanitario d'eccellenza, però ovviamente l'andamento dei bilanci pubblici fa intravedere un po' anche la necessità di introdurre nuove razionalizzazioni. Verso che direzione secondo lei bisogna andare? La direzione principale deve essere quella della prevenzione, e la prevenzione si fa con maggiore investimento sul territorio e con l'eliminazione dei doppioni. È evidente che in questa sanità, in questa nostra regione, in cui ci sono una ventina di ospedali tra pubblici e privati, non si tratta di eliminare ospedali, ma si tratta di concentrare le eccellenze, sapendo che oggi non c'è nessuna difficoltà a raggiungere l'ospedale magari 15 km più in là, purché questo ospedale ti dia servizio. Io credo che ogni sistema sia migliorabile, e quindi anche la sanità. Noi siamo partiti alla fine della scorsa di questa legislatura con una riforma dell'assetto istituzionale. Si tratterà adesso di migliorare ancora, facendo anche passaggi importanti sull'eliminazione almeno di doppioni all'interno di ospedali diversi, cioè concentriamo alcune specialità, tanto per capirci, diamo più servizi
a una comunità che sta invecchiando, abbiamo bisogno di più di RSA, di maggiori RSA, di maggiori centri per Alzheimer, e se avremo un centro cardiologico in meno non cambierà nulla, l'importante è che chi ha questo problema possa raggiungere un ospedale in tempi brevi. Su questo ci sarà bisogno di una condivisione e di un aiuto anche da parte di voi, dei media, perché quando leggi sul giornale la scure della regione si abbatte su un punto nascita, la scure della regione si abbatte su Ottorino, la scure della regione si abbatte sul laboratorio di questa città più che un'altra, io credo che non facciamo un buon servizio. Bisogna dire che abbiamo bisogno di maggiori risorse per il territorio, maggiori risorse per la prevenzione, diventiamo tutti più vecchi, la medicina fa passi da gigante, e quindi per fare questo dobbiamo sicuramente spendere meglio. Spendere meglio significa anche concentrare i servizi, concentrarli non per eliminare spese, che è già comunque di per sé importante, ma anche per alzare la qualità, per mettere in sicurezza. Quando il Ministero dice che i punti nascita sotto i 500 parti sono un elemento di sicurezza, bisogna prendere per buono questo, non il fatto che si voglia chiudere un punto nascita o l'altro, ma semplicemente il fatto che se una mamma vuole essere sicura di partorire bene, è meglio che vada dove si fanno tanti parti all'anno e non dove se ne fanno pochi. La presenza di lingue e culture minoritarie è uno degli elementi fondamentali della nostra specialità. Ecco, in diversi ragionamenti che lei ha fatto in tempi diversi su questo tema, siccome ha avvertito che lei lo ritiene un tema sicuramente sensibile e importante, però non è effettivamente il tema centrale per la valorizzazione della nostra specialità. Ma io ripeto qui le cose che ho detto un attimo fa sulla sanità, è talmente importante che non un soldo deve essere sprecato. Ecco, io francamente quando vedo, so che sono stato ripreso, anche forse giustamente per una battuta di troppo che mi è scappata all'interno di una trasmissione quasi goliardica, però diciamocela tutta, quando vedo in Consiglio regionale che ci sono 3 persone che sono pagate, che costano 280.000 euro in un anno per fare la traduzione dello sloveno, del friulano e del tedesco, e in una legislatura sono state utilizzate 3-4 volte, credo che non facciamo un buon servizio. Credo che faremo un maggior servizio mettendo queste risorse sulle scuole, sulla conoscenza, sull'approfondimento dei temi e su una valorizzazione della cultura che non è solamente di facciata. Ecco, a me sembra, e questo lo dico con estrema serenità, che troppo spesso si sia fatto una valorizzazione finalizzata a chi doveva valorizzare e non chi doveva essere valorizzato. Bene, volevo concludere con un paio di domande sulla riforma dell'assetto istituzionale della Regione. Si parla di abolizione delle province, di eliminazione o comunque fusione dei comuni più piccoli. Non c'è il rischio di incidere sulla democrazia oltre che sull'efficienza, cioè di allontanare i centri decisionali dalla gente? Ma questi rischi ci sono sempre, dipende cosa si vuole fare. Io credo che giù il comune ho già detto, Sì. che i comuni devono rimanere perché ci credo, perché sono un momento di mutualità sociale. Cioè se nel comune più sperduto delle valli della Tisone piuttosto che una vallata della Carnio o della Valcosa nel Tramontino, tu togli anche la municipalità, togli l'essenza di quella comunità e quindi questa deve in qualche modo rimanere. Sulle province il tema è diverso, io ho voluto, criticato anche, specialmente dal centro-sinistra, ho voluto salvaguardare la provincia di Udine che va al voto il 21 aprile con la regione, ma non perché c'era Fontanini, come dice qualcuno, o perché devo fare un patto con la Lega, l'ho voluto salvaguardare perché mi sembrava non corretto che la provincia più grande del Friuli Venezia Giulia, quella che ha metà degli abitanti della regione, in un contesto in cui le altre province comunque rimangono, venisse soppressa. A me non sembrava giusto e quindi ho accolto la richiesta ho accettato il fatto di andare al voto e di rinnovare la provincia di Udine. Dopodiché la mia idea è quella che le province vadano superate, vadano sciolte, tutte assieme, arrivando ai consorzi dei comuni. Questa è una realtà in cui la stessa provincia di Udine è diversificata, ma anche l'Alto Friuli è diversificato. Se pensiamo che nel 2004, quando qualcuno voleva fare la provincia di Tolmezzo, che tra l'altro io ero contrario, si è diversificato il voto sul territorio perché il gemolese era diverso dal Canale, che a sua volta era diverso dal Canale del Ferro, che a sua volta era ancora diverso dalla Carnia, pensiamo appunto che non c'è una omogeneità rispetto a questo. Allora io penso che se vogliamo fare un servizio in un paese in cui anche il Papa si dimette e rompe un tabù, il mondo sta cambiando in maniera molto, molto forte, io credo che si debba mantenere i comuni e aggregare per zone omogenee,
Penso per esempio che la Carnia sia una zona omogenea, penso che la Val Canale Candelferro sia una zona omogenea, penso che la destra e la sinistra di Isonzo siano due zone, la destra di Isonzo sia una zona omogenea così come la sinistra, penso che le valli del Torre e della Tisone siano due zone omogenee. Ecco, pensiamo di aggregare all'interno di una regione, mantenere i comuni queste zone omogenee. Io credo che avremo un servizio maggiore che continuare a mantenere le province che sono diventate degli enti di difficile interpretazione da parte della gente. Se noi andiamo per strada uno diciamo cosa fa la provincia, non lo capisce, è un'ingiustizia perché le province fanno tante buone cose, però di questo si tratta. Noi paghiamo anche il prezzo del fatto che mentre in Friuli Venezia Giulia questo in ogni caso avrebbe comunque un senso, in altre parti del territorio nazionale così non è. Se ci troviamo lungo la pianura padana ci accorgiamo che passiamo nell'arco di pochissimi minuti in 3 province di 3 regioni diverse. No, questo significa sostanzialmente che le province non hanno più una loro identità, che qui rimangono, ma io penso che sia forte oggi l'aggregazione dei comuni per aree omogenee. Mantenere i municipi, aggregare i comuni come ente intermedio tra il comune piccolo e la regione. Ma eliminando le province si rischia di riportare anche importanti funzioni alla regione, non è già troppo ipertrofica, troppo grande? No, questa è un'osservazione corretta e fa bene a porla, perché la regione deve smetterla di fare cose, deve programmare, destinare risorse e fare leggi. Gli ambiti dei comuni devono diventare interlocutori. Nel mio programma elettorale c'è un passaggio molto chiaro: io non voglio più leggi di spesa da parte della regione sui singoli capitoli di spesa dei comuni. I comuni devono avere la massima autonomia, finanziare la spesa corrente e la spesa di investimenti, e i comuni decidono cosa fare all'interno del proprio territorio. In poche parole, non più il sindaco che, approfittando di aver dato i voti a questo o quel consigliere di questo o di quel partito, di maggioranza o di opposizione, riesce a portare a casa i soldi un giorno per una piscina, un giorno per un campo da tennis, un giorno per una strada, un giorno per un cimitero, eccetera, ma una programmazione che viene fatta all'interno del territorio. Per cui se all'interno di un'area omogenea si fa un campo da tennis, non serve che il comune a fianco lo faccia anche lui. Ecco, questo secondo me si può realizzare. Certamente per arrivare qui ci vuole una regione leggera, una regione che non distribuisce soldi, ma una regione che fa leggi e che dà i grandi indirizzi e alloca le risorse su grandi indirizzi. Le aree omogenee intermedie diventano i veri erogatori di servizi e gestori di quattrini. Ecco, per concludere faccio una domanda un po' difficile, nel senso che guardando le statistiche si vede come ci siano delle disuguaglianze nella distribuzione anche degli investimenti regionali sul territorio. Sicuramente chi ne soffre di più è la montagna, seguita nell'ordine da Gorizia, da provincia di Pordenone, e poi c'è Udine, insomma, che va abbastanza bene, ma Trieste, in molti settori gli investimenti pro capite sono sensibilmente più elevati, nella sanità, nel trasporto pubblico, nella cultura e via dicendo. Ecco, non pensa che sia una questione da mettere a tema anche questa? Ma intanto vanno visti questi dati in qualche modo contestualizzati, perché per esempio quando parliamo della sanità, che io ho gestito e che conosco molto bene, mi è capitato spesso di fare questa osservazione, di dire come mai in Carnia spendiamo di meno rispetto a Trieste. Poi ti accorgi che la popolazione media di Trieste è sicuramente più anziana, ti accorgi che chi vive al quinto piano di una casa senza ascensore non vuole farsi dimettere, mentre l'anziano della Carnia o delle Valli della Tisone che lavora e che può contare sulla mutua assistenza che del vicino di casa addirittura si fa dimettere prima. Ci sono tutte queste dinamiche che vanno tenute presenti. Dopodiché alcune disuguaglianze ci sono, e io devo dire che per esempio in sanità in questa legislatura si è cominciato per la prima volta un riequilibrio a favore di Udine e di Pordenone e a discapito di Trieste. Certamente è un riequilibrio che non si può fare dall'oggi all'indomani, ma c'è un percorso di numeri precisi che in questi anni noi abbiamo realizzato. L'altra considerazione che faccio, raccogliendo lo stimolo che da questa domanda mi viene, è proprio il fatto che nel momento in cui non ci saranno più
le tirate per la giacca dei consigli regionali, le pressioni del territorio eccetera, ma progettualità ben precise, soprattutto gli enti locali potranno muoversi su una progettualità che a questo punto non è più o meno Udine, più o meno Pordenone, più o meno Tolmezze, più o meno Trieste, più o meno Gorizia, ma progettualità perché non è più la regione a distribuire le risorse, ma vengono assegnate agli ambiti in base a dei parametri precisi e poi gli ambiti saranno liberi di decidere al proprio interno come utilizzarle. Oggettivamente questa disuguaglianza si è fatta spesso notare, bisogna anche però porre anche un altro ragionamento che riguarda anche le entrate di questa regione. Per esempio tante volte non si ragiona molto sul fatto che, per esempio, come dicevo prima, a Trieste ci sono le Generali che sono oggi uno dei grandi contributori, quindi quando io mi trovo a dover mediare tra le posizioni devo in qualche modo farmi carico di tutte le diversificazioni che ci sono. Grazie Presidente Tondo per aver trovato questo largo spazio così per confrontarsi con noi sui programmi elettorali, le facciamo naturalmente in bocca al lupo per questa campagna elettorale e ai nostri ascoltatori diamo l'appuntamento per il prossimo dialogo con i candidati.